Vincenzo Monaco, oggi avete inaugurato la sede della Confederazione Sindacale Sarda a Sassari dopo tanto tempo perché c'era già una sede in passato, però oggi l'avete inaugurata con un grande successo di pubblico e di partecipazione. Ci racconti questa giornata? È una giornata per la quale ci siamo preparati da tempo ed è stata una bellissima soddisfazione, anche perché abbiamo finalmente potuto dialogare, confrontarci e giungere a delle sintesi. Intanto una sintesi di tipo socio-economico che riguarda la Sardegna e il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro soffre profondamente di questa grande crisi, ma noi della Confederazione Sindacale Sarda individuiamo anche una grossa strumentalizzazione sul lavoro, una forma di violenza per i lavoratori che vengono costretti a sopravvivere con una metà di stipendio e realizzare le stesse ore di lavoro o realizzare porzioni di lavoro non certamente che rispettano la dignità e la vita dei lavoratori. Oggi sono intervenuti anche rappresentanti della Generalitat catalana e del sindacalismo catalano e in sostanza hanno detto che loro stanno andando avanti spediti verso la costruzione di uno Stato catalano, che Madrid voglia o che non voglia. Questo discorso è attuale anche per la Sardegna, l'indipendenza nazionale, la fondazione di uno Stato sardo? Come sindacato sardo siamo nati proprio per l'indipendenza della Sardegna nell'ambito del lavoro, ma soprattutto come istituzione. Noi riteniamo che il processo di indipendenza per la Sardegna verso una autodeterminazione completa ha bisogno di un'accelerata. In questo momento in cui tutti gli indicatori socio-economici, finanziari, del lavoro e soprattutto culturali, linguistici sono stati offesi e dimessi in Sardegna, ridotti a percentuali molto basse di incidenza, noi dobbiamo trovare il modo per unirci e creare le condizioni per un cambiamento di tipo istituzionale. Come CSS rispettiamo i principi di Antonissimo Mossa e ci crediamo nel federalismo delle nazioni senza Stato, crediamo nel federalismo europeo, ma crediamo anche in Sardegna nel federalismo dei comuni, che è la soluzione a una riforma degli enti locali che non ha certamente portato dei risultati fino ad ora. Allora, con il Fronte Indipendentista Unido e con l'altro il Movimento Altra Sardegna state raccogliendo le firme per una petizione per un piano triennale del lavoro. Ci dici brevemente di che cosa si tratta? Sì, il piano triennale del lavoro prevede un reddito minimo di garanzia ma una progettualità enorme. Noi riteniamo di mettere in piedi un progetto composto da 1000 progetti legati alle amministrazioni comunali, ai fondi comunitari e regionali e statali sull'impiego, ma impegnando i lavoratori in lavori realmente validi.